Noi come consorzio abbiamo fatto un percorso in questi ultimi anni dove abbiamo analizzato alcuni aspetti fondamentali della nostra denominazione: il territorio, la sostenibilità, la tutela ambientale, la qualità del prodotto, la concorrenza tra le aziende. Però per chiudere un cerchio dobbiamo per forza di cose arrivare alle persone, perché è fondamentale il comportamento e il ruolo delle persone che hanno all'interno della denominazione. Noi crediamo che se vogliamo riaffermare l'originalità del Conegliano Valdobbiadene, oltre ovviamente alla qualità del territorio e alla qualità del prodotto, dobbiamo lavorare sulla qualità delle persone, in modo tale che i comportamenti delle stesse diano in una logica di sistema valore al nostro territorio. DOCG ormai un simbolo di successo per il territorio, ma anche proprio a livello di denominazione. DOCG significa 5.400 addetti nel territorio del Conegliano Valdobbiadene, significa una presenza sempre crescente di giovani, significa un valore che si attesta a oltre 420 milioni di euro in termini di produzione vendibile. Nel 2014 abbiamo raggiunto le 79 milioni e 200 mila bottiglie, un dato indubbiamente importante che rafforza il lavoro di 3.000 viticoltori e 1.183 case spumantistiche. Penso che il vero successo sia determinato dalla capacità delle persone di questa comunità del Conegliano Valdobbiadene di lavorare per una denominazione, per un territorio.